and gentlemen, signore e signori, in diretta da Map Palermo, Il Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, applausi, benvenuti. State buoni. Allora, 12ª puntata dello show che va in onda in diretta il giovedì sera. Mo stasera sono veramente figo, come tutte le sere. Fate l'applauso anche qua dal parterre che c'è dal vivo. Allora, volevo salutare ovviamente i nostri partner, quindi E-Campus, volevo salutare anche Grassocchiali, volevo salutare le televisioni che ci supportano, TVM, abbiamo Teleionica, abbiamo Teleoccidente, abbiamo Studio 98, insomma, tutti quelli che ci supportano. Il giovedì andiamo in diretta sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, quindi condividete perché è molto importante. Stasera puntata è la 12ª, mancano 2 puntate, caro Morici, alla fine di questa prima edizione. Ci prepariamo anche, chissà, a venirvi a trovare in qualche piazza in giro per la Sicilia e non solo. Ma non voglio dire nulla perché siamo nella fase in cui ci stiamo organizzando. Posso dire solo una città? La dico? Morici, mi autorizzi a dirla? Sicuramente una tappa decisionale sarà una cittadina molto importante che è Milazzo. In estate poi ne arriveranno altre che vi diremo. Quindi io comincerei con l'uomo vaccinato, perché in questo momento si stanno vaccinando tanti siciliani, tanti italiani si stanno vaccinando. L'uomo dietro le quinte, me lo fate vedere il maestro biondo per favore? Lei è vaccinato? Ok? Unica dose, ha fatto il richiamo? Si sente bene? Può entrare il maestro biondo, jingle! Venga! Sei vaccinato? Veramente? Sì, sono vaccinato, sono microfonato pure. Sono vaccinato e microfonato. Sei vaccinato? Cioè, era sì, no, impaurito. ma stavo pensando che la prima puntata ancora non ero vaccinato. Oggi ne ha 2. O addirittura 2 ed ero più giovane pure. Ma ti richiamo, dove? Perché sono passate tante puntate. Sì, Fiera del Mediterraneo. 3 ore e mezza di attesa. Che vaccino ha fatto? Perché era AstraZeneca, 3 ore e lei ha mezza. fatto AstraZeneca? Pfizer 5 ore, cioè 5-6 ore. Però Bene, quindi vuole salutare qualcuno? mi ha preso alla sprovvista stasera. Sì, il condominio? Sì, il condominio, hai ragione. Ecco, Sì. benissimo, Ciao allora a tutti. andiamo seriamente, insomma, il nostro parterre che i nostri amici a casa vogliono, molti lo sanno perché poi le cartoline, le fotografie degli ospiti già circolano 24-48 ore prima, però vederli qua, tornare dal vivo per molti dopo tanto tempo è sempre un piacere. Allora, inizierei con una donna, un'attrice, una danzatrice, una cantante, ve la fate vedere dietro le... sì, anche cantante, l'arte. Signore e signori, colei poi che rappresenta anche il Ditirammo, che è un teatro meraviglioso, Elisa Parrinello, quello sì. Canti pure. Mi piace questa canzone, me la rimetti? La rimettiamo, jingle! In questa trasmissione si può... Quando faccio così, pure lei, no. Allora, ho detto lei danza, balla, danza, recita, canta. Di più. E soprattutto teatro di Tirammo. Questa è la cosa più importante. Allora, benvenuta, stasera Grazie. parleremo dei progetti, il futuro anche del Ditirammo, perché siamo tutti lì a capire e a sperare che il Ditirammo possa andare avanti, va Che bene? i teatri possono andare avanti. I teatri possono andare avanti, quindi parleremo di tutto questo. C'è lo stacchetto nostro personale che il maestro biondo fa agli ospiti. Elisa Parrinello, si accomodi. Mi metto qua. Vabbè. Elisa Parrinello. Allora, con grande piacere stasera di avere, posso dirlo, il mio maestro. Posso dire, ma fate vedere dietro le quinte? Eccolo là, signore e signori, Salvo La Rosa! Buonasera. Eccolo qua. Siccome ormai siamo tutti pazzi, con tutto cuore stiamo facendo le condivisioni. Guarda che omaggio siciliano, con tutto cuore, ragazzi, con tutto cuore. Dobbiamo questo hashtag a mia nonna. Ovviamente mia nonna non c'è più e se ci fosse io le dicessi
nonna, ho un hashtag che hai ispirato tu, mi dice, ma che stai dicendo? Perché mia nonna, quando io l'andavo a trovare, mi diceva, un signore da Benedice ti abbraccio con tutto cuore. E quindi mi è rimasto questo modo di ringraziare chi ci vuole bene. Grazie Vincenzo, grazie. Benvenuto a Palermo, naturalmente la sede della nostra diretta, anche se ormai Palermo fa parte della tua vita, perché in quanto direttore artistico di TGS, del gruppo, ovviamente del gruppo SES, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, quindi io mi muovo da catanese fra Messina e Palermo, quindi io interpreto e rappresento in qualche modo il triangolo, Catania, Messina, Palermo e tutta la nostra Sicilia. Parleremo ovviamente di una carriera straordinaria, di tante prime serate, di tanti, e poi è ritornato anche con Enrico Guarneri, con Di Nuovo Insieme, parleremo di questo e altro con Salvo La Rosa stasera. Stacchetto, il maestro biondo. Grazie, vado. E allora parliamo adesso invece, già dietro le quinte dovrebbe esserci una giornalista, esperta, insomma, molto brava, soprattutto nel settore dell'enogastronomia, ha un sito di riferimento, Federica Raccuglia, jingle, si accomodi, è seria, la vedo seria, la vedo seria, la vedo seria, troppo seria. Ecco qua. E allora, tanto ciao, benvenuta, ciao, benvenuta, ciao. Vedo già una rivista, come mai? Esatto. Stiamo Ecco, Cook Magazine. Questa è la nostra rivista, la prossima edizione uscirà a giugno-luglio, questa quindi è quella che è uscita un mese fa, e nulla. Si parla di Sicilia, tanta Sicilia? Si parla di Sicilia e non solo, perché noi diciamo che raccontiamo l'Italia, ovviamente ci troviamo in Sicilia e partiamo dalla Sicilia, però abbiamo diciamo, gli occhi aperti su tutto il nostro paese. Federica Raccuglia, jingle, si può accomodare, si può accomodare. Mi piace. Anche lei personaggio televisivo, storia insomma anche della televisione siciliana, dietro le quinte spumeggiante, tutta brilluccicosa. Mi mancava questo, signore e signori, l'avete riconosciuta, è sempre rimasta giovane. Giovane Monia Arizzi, jingle. Benvenuta, benvenuta. E allora, qua devo dire, non è mistero che, perché ormai tramite i social sappiamo che i compleanni non sono misteri. No, no, assolutamente, l'8 marzo. L'8 marzo. Un bellissimo traguardo. Ha tagliato questo traguardo 50 anni, 50 anni. Mi ha invitata per questo, infatti. Per farti la festa. Grazie. Per farti la festa, quindi è proprio per farti un bel regalo. Stasera sei accanto a Salvo La Rosa. Che onore. Prego, si accomodi. Un bel regalo. Un bel regalo. Ma fa caldo perché la temperatura è già alta. Fa caldo. Dovevamo già andare in spiaggia, potevamo farlo da Mondello. Aumentiamo l'aria, mi raccomando, il clima, perché la vedo molto. Allora, intanto trasformista, protagonista di clip, no, trasformista sì, poi sei protagonista di molte situazioni televisive che ci dirai. E poi ti abbiamo visto a Striscia, e poi ti abbiamo visto Manfredi Di Liberto, jingle! Eccolo qua. Senta, lei non è in esclusiva stasera, ma è qua in ospite. Sono nei saldi in questo saldi, bene. Complimenti per la grande carriera, ti seguo da quando eri piccolissimo. Sì, così. Così, proprio così. E tu già eri così, però. E io già ero, sì, ma sai che hai fatto una carriera straordinaria. Sì? Grazie. Ho visto le ultime clip, sono fatte veramente... Perché sono trubole. No. In questo momento sei in onda, no in questo momento, però sei su Antenna Sicilia. Sì, sono in onda un po' ovunque. Cioè, devo dire la verità. Però soprattutto su Antenna Sicilia. Sì, anche, sì. Con delle belle clip, magari qualcuna la vedremo, stasera una. Come la possiamo vedere una? Fottitene, fai che cioè, io sono qua alle tue... Cioè, no, dipendenze no, però insomma. Io ora mi siedo. Si accomodi con lo stacchetto. Tra l'altro sono anche impantato col cuscino. Lei se sente caldo, la rosa si sta spogliando. La rosa si sta spogliando perché effettivamente stasera c'è molto caldo, io non so, insomma... Chissà se... No, non si spoglierà nessuno, però siete liberi di fare quello che volete, cari ospiti. Pensavo... Anche lei si può spogliare. Mi fate vedere dietro le quinte se è già pronta. Eccola qua. Festeggerà i 25 anni di carriera, questa sera festeggiamenti, con un album nuovo. Maria Corso, jingle! Buonasera! Buonasera!
25 anni di carriera, Ebbene sì. portati magicamente. Non è che mi dai 25 anni, no? No. Vai, abbiamo detto l'età di Monia. E quindi dovremmo dire anche la mia? No, nel senso però, 25 anni di carriera, quando hai cominciato? A 15 anni circa. 15 Quindi anni. se tu in matematica sei bravo ci arrivi presto. Senti, tu non hai il problema eventualmente se senti troppo caldo, perché No. già vedo che Sto bene così. stai bene così. Bene, allora stasera ci canterai una canzone insieme Assolutamente. a due musicisti grandi bravissimi. strumentisti, Quindi ti puoi accomodare? Grazie. Maria Corso, jingle, ecco qua. Allora, io partirei subito con questa bel parterre. Salvo, intanto ricordiamo un momento difficile che abbiamo vissuto tutti quanti. Noi siamo qua stasera, abbiamo cominciato a marzo in piena zona rossa, sta poco a poco un po' ripartendo. Come hai vissuto tu e poi tutti gli altri questi momenti così difficili? Guarda, intanto partiamo dal primo lockdown, quello che ci ha spiazzato un po' tutti, perché nessuno di noi si poteva mai aspettare una cosa del genere, quindi neanche se ce l'avessero detto, se ce l'avessero spiegato, poteva... Aspetta un attimo, perché io ho capito che cosa hai combinato, perché io lo so che cosa ha combinato, lo so che cosa ha combinato la Rosa, che si è spogliato tutto, e adesso hai capito la Rosa cosa ha combinato? E vabbè, Era qui, ecco qua, l'ha trovato, meno male che siamo in diretta. Sapevamo cosa fosse questa pandemia, poi in estate ci siamo un po' liberati, l'anno scorso forse abbiamo anche un po' esagerato secondo me, e siamo ritornati l'autunno scorso e l'inverno scorso di nuovo in una situazione difficile. È stata una situazione brutta dal punto di vista sociale, perché ha provocato tante vittime, tanti contagiati. Via via, Vincenzo, ci siamo accorti di quanto fosse grave il problema, no? Perché durante il primo lockdown non abbiamo neanche capito cosa ci stesse accadendo, non avevamo parenti o amici, o comunque molti parenti e molti amici coinvolti in questa situazione. Via via che abbiamo visto invece ammalarsi anche le persone a noi vicine, abbiamo capito che era un problema molto serio. Io ho sempre cercato di rispettare le regole, anche un po' spaventato, devo dirti. Ora mi sento un po' meglio perché ho fatto la prima dose di vaccino, non voglio convincere nessuno, ognuno faccia quello che vuole, per carità, perché sennò si apre un dibattito incredibile, però mi sono vaccinato e consiglio agli altri di farlo senza costrizioni. Per esempio, oggi devo complimentarmi con voi perché abbiamo trovato un'organizzazione perfetta, abbiamo fatto tutti il tampone, ecco perché siamo vicini l'uno all'altro, senza mascherine, perché siamo, grazie a Dio, tutti negativi. Adesso dobbiamo riprendere però, dobbiamo ricominciare perché le attività economiche devono tornare a lavorare. Oggi ho incontrato tanti ristoratori a Palermo, così come a Catania nei giorni scorsi, contenti di aver rialzato le saracinesche, di aver rimesso i tavoli di fuori, e anche noi dello spettacolo speriamo di tornare televisivamente. Tu hai comunque, non ti sei totalmente fermato, perché se non sbaglio hai fatto una produzione comunque. Io ho avuto doppiamente fortuna, devo dire, perché l'anno scorso a febbraio, quando ancora arrivavano notizie dalla Cina, ma non c'erano, diciamo, ancora avvisaglie italiane del problema, io ho registrato dal 22 al 28 febbraio la trasmissione con Enrico Guarneri. Abbiamo regia, TGS. Se non sbaglio. E poi a marzo cominciò il lockdown. E questa è la sigla. Su TGS. Siamo su TGS al canale 15 e anche su RTP, che è l'altra emittente. Possiamo sentire un frammentino, no? Prego, regia. Buonasera, bentrovati. Lui, Enrico Guarneri. Buonasera. Buonasera. Ciao Salvo. Ciao Enrico, ciao. Lo voglio dire perché è un'altra bella scommessa che stiamo vincendo insieme con loro. Proprio in queste settimane noi siamo anche in teatro. A teatro, sì. Non c'è stato solo un grande ritorno in televisione, ma c'è stato anche un debutto ufficiale in teatro, perché nei teatri più importanti della Sicilia portiamo Io sono l'altro. Quella del Tipitipitero. Mese 80. Sì, bella donna. Sì. Nella Rosa trasio spalancavo da porta, io casco Quasi, sì. quasi dentro il gabinetto, sì. che mi giro come per dire c'è. Fermo. Non lo sapevo. Perciò appoggiai un musso, un do portuso da chiave e cominciai a fare. Mica sta ricogliendo tutti gli altri paesi. Enrico Guarneri, Salvo La Rosa, un pezzettino. Tra l'altro hai menzionato stasera
hai menzionato Cecilia Gale che stasera... Era una storia quasi vera. Però stasera si collega con noi. Esatto, poi glielo ricorderemo. Certo. Complimenti, perché poi non solo Enrico Guarneri, ma anche un'altra squadra di persone che ti collabora, e abbiamo visto anche Di Nuovo Insieme altre persone. Sì, allora nella prima edizione eravamo io ed Enrico con un'attrice del teatro ABC che è Nadia De Luca, che faceva un po' la portinaia, perché ci siamo inventati questa mia casa, che poi è la scenografia della governante che Enrico Guarneri ha fatto negli anni passati, e a casa mia veniva a trovarmi il signor Enrico Guarneri, che poi mi raccontava tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme. Nella seconda edizione ci siamo inventati invece, sempre a casa mia, la costruzione di uno spettacolo, quindi con Nadia De Luca c'erano anche Vincenzo Volo e Rosario Marcamato, però insomma il personaggio clou è sempre lui, il signor Litterio Scalisi, e sono 22 anni che con Enrico Guarneri facciamo coppia. Grazie. Monia non si ferma mai, non si è fermata soprattutto con la radio. La radio ti ha dato una linfa importante settimanalmente in Forza Radio In. Già, è una bella scommessa, mi sono divertita e mi diverto tanto, tra l'altro con un'amica e compagna professionale con la quale divido ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 11, un po' la faccio impazzire. Lei è Eliana Chiavetta, deliziosissima, professionale, molto, molto brava, e sto imparando anche si può dire a far radio? Beh, insomma, mi diverto molto. Ti diverti. Mi diverto. Dico, tu ti sei divertita sin da piccolina, quando ai tuoi esordi, insomma, c'è stata questa trasmissione cult, tutti siamo cresciuti. Una volta che c'ho Monia qui, che fa? Non gli chiedo, quando io cosa vedevo il pomeriggio, cosa? Questo, regia, me lo faccio sentire un attimo. Cosa succede, amica mia? Mi sento Giulio è andato via da me. Ma che vuoi farci se è così? Ma non importa, siamo qui insieme. Tutti i problemi. Senti, quando rivedi questi momenti, Monia... No, perché? Sono momenti... Io sono cresciuto. Sono divertita, cioè comunque abbiamo lavorato. La magia di Gianni Boncompagni era quella che dovevamo dare a tutti la sensazione di divertirci. In realtà ci divertivamo, comunque insomma lui è sempre stato il genio della improvvisazione, ma comunque anche un'improvvisazione ben studiata, comunque, non proprio a tavolino. Lui dava grande forza alla spontaneità, alla nostra telegenia, alla gioia veramente di vivere. Penso che ci sia riuscito. Ci sia riuscito, grande... Ecco dove l'avevo hai vista. capito. Ecco dove l'avevo vista. Com'è la sigla? Ci piace Troppo ma... Non è Non la è la Rai. Rai. Un applauso. Il cielo effettivamente era sempre blu. Sì, un po' tutti collegati con Salvo La Rosa, anche perché t'ho inventato io, nel senso citazione di Pippo, a molti comici, attori, insomma, devo dire, con Maria Corso a quanto pare non c'è stata, non lo so com'è andata. No? Invece sì. Invece sì, hai visto? L'ha inventato lui. E Salvo ne è testimone. Dove? La racconto io. Un giorno mi chiama Pippo Baudo e mi ha detto: mi devi fare un favore. Ho detto: dimmi Pippo, devi cercarmi una giovanissima cantante che ho sentito la settimana scorsa alla Giara d'Argento. Ho detto: sì, ma come si chiama? Non me lo ricordo, però è bravo. Allora io ho chiamato l'allora patron della Giara d'Argento, Alfio Di Maria, che ricordo sempre con grande affetto, e gli disse: senti Alfio, fammi sta cortesia, ma chi era questa ragazza che hai fatto? Ma io ne ho fatte cantare 3 o 4, c'erano altre. E dico: aspetta Pippo, ma com'era? Me l'ha descritta,
ed era Maria E Tosta. sono arrivati a me. E poi insomma le ho chiamate, senti, scusa, io sono Salvo La Rosa, capito? Sì, perché sennò le sembrava uno A scherzo. me sembrava uno scherzo, Dico, ovviamente. ti cerca Pippo Baudo. E non ci potevo credere. Perché poi com'è andata? Era vero, e poi in 15 giorni mi è cambiata la vita perché mi ha voluto incontrare sempre in compagnia di Salvo nella sede del Teatro Stabile di Catania. Lui era direttore artistico. E dopo allora. 15 giorni mi Cosa è trovo a partita? Roma, catapultata. Regia? 900. Regia 900? Dove io ero inviato, sì, peraltro. sì, è vero, bellissimo ricordo. Manfredi, tu hai qualcosa da dichiarare nei confronti di Salvo La Rosa? Stasera è quasi un processo. Ah, proprio Sì, così. dico- Per questo sudavo io. Uno viene qua e dice hai qualcosa da dichiarare. Anche tu hai avuto, insomma, possiamo dirlo, insomma, grande possibilità. Ma anche certo, questo. no, ma Salvo è colui che mi ha portato in TV, quindi su Antenna Sicilia mi ha portato Salvo. Credo, adesso non ricordo bene, però forse mi aveva visto in qualche spettacolo. L'avevo visto, sì, in qualche spettacolo. No, ti avevo visto a Villa... A Villa Lampedusa. Lampedusa? Villa Sì. Lampedusa, giusto? Sì, Villa A Lampedusa. Villa Lampedusa ti avevo visto e... Esibizione del manichino. Era uno spettacolo, credo, di beneficenza che abbiamo fatto, fatto lì. E dissi, guarda, perché non provi a venire? Mi è piaciuto molto questo modo di fare È spettacolo. migliorato molto, eh? No, devo dire che a me è sempre piaciuto Sempre e io, fin quando sono rimasto ad insieme, cioè sino al 2015, l'ho invitato sempre e sono contento che ancora continui con insieme e soprattutto che continui a fare spettacolo ad alto livello anche a livello nazionale. Quindi insomma diciamo che anche su Manfredi di Liberto avevo visto... Te lo zampino. Manfredi che nel frattempo è andato avanti, vediamo proprio una clip in cui Manfredi si diverte a fare cosa? Gli esauriti per caso, perché sono esauriti, totali, precisi proprio. Li vedevo insieme, prego regia, vai, sentiamoli. Si sente bene comunque. Sì. Vuoi doppiare? Che non so se in questo momento sentiamo l'audio, se no appunto lo risentiamo, non so se lo sentono a casa e io in questo momento non lo sento più. E ora se finisce la pandemia, qualcuno mi aiuterà alla riabilitazione per camminare sulle scarpe. Io sono in pigiama dalla mattina alla sera, ogni tanto cambio e mi metto la vestaglia. La mia lavatrice, appena ci infilo un jeans, mi dice stata a casa e tu ci devi stare, inutile scappare, che poi in zona rossa non puoi uscire, no. Siamo esauriti, tutti igienizzati, cambiano il colore tipo semaforo. Onestamente non ce la faccio più, esco solo per l'immondizia giù e la butto a poco, ma dopo il coprifuoco no. Ora tocca a me, ho capito, aspetta. L'altra volta per distrarmi mi son guardato la TV, c'era il film Contagion, allora ho cambiato canale e c'era virus letale e il contagio viene dal cielo. Un applauso a Manfredi, Bravo, Queste sono bravo. ormai i video che faccio sul web, perché sai, ho fatto una carriera al contrario, cioè sostanzialmente molte volte c'è chi comincia dal web e poi va in teatro. Io invece parto dal teatro e sono finito nel web. Un po' tutti, Quindi- un po' tutti. Devo dire che il web è fondamentale, se lo sai usare diventa un mezzo veramente importante. Mi ci sono convertito anche io nella quasi terza età. È incredibile, le dirette, non dico quasi quotidianamente, ma settimanalmente un po' di dirette con il pubblico li fai. Allora, io mando in diretta tutti i giorni quello che faccio in No, ma televisione, a parte perché ormai le è fondamentale anche proprio tu mandare, comunichi con le dirette. E poi comunico molto, per esempio durante il lockdown facevo veramente una diretta al pomeriggio ogni giorno su Instagram e una diretta ogni In cucina, sera dovunque. nella mia cucina. Chiaramente ho rischiato molte volte, ma non ci sono riuscito. No, ho rischiato il divorzio,
perché obiettivamente mia moglie dice, ma come a fare? Ma salutiamo la signora. La signora Concettina. Come si chiama tua moglie? Salvo, tua moglie come si chiama? Daniela. Ciao Daniela, un abbraccio da Sicily On Air, viva Daniela. E allora, intanto vediamo il sito di Cook Magazine, regia, è possibile vederlo perché dobbiamo cercare di supportare, eccolo, guarda un po', vogliamo aggiungere qualcosa? Che cosa possono trovare all'interno di questo Cook Magazine? Sì. Come la ricetta? In realtà è la ricetta di uno chef palermitano che adesso si trova a Roma in un bellissimo hotel, ristorante. Aspetta, non vedo nulla ragazzi, non vedo nulla. La ricetta è... Me la leggi? Me la mettete di nuovo, per favore? Sono dei gyoza con i tenerumi, insomma è una ricetta che unisce un po' i sapori giapponesi a quelli siciliani. Ok, la pasta con i tenerumi rivisitata. È un bravissimo chef che l'anno scorso lavorava al Terasia di Vulcano e quest'anno lavora a Roma e gli faccio un grosso in bocca al lupo perché è partito oggi, non vedeva l'ora di partire perché gli chef giustamente sono stati parecchio in apprensione in questi mesi perché sono stati fermi, perché non hanno potuto lavorare e quindi noi quello che possiamo fare è supportarli e ogni giorno cerchiamo di supportarli pubblicando le loro ricette, pubblicando delle interviste che facciamo. Quindi non perdete Cook Magazine. Cook Magazine, si trova anche... abbiamo la rivista, ve la faccio rivedere, eccola qui, eccola qui. Questa è quella uscita adesso? Questa è quella uscita adesso, sì, uscita un mese fa, mentre questa... Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ecco qua, Cook Mag. Ah, sì. Che bello ragazzi. Non la giro per ovvi motivi. Ecco, bravo. Okay? Questa invece è quella precedente, la fai vedere, vedere. Questa è la prima che abbiamo realizzato l'anno scorso con la nuova direzione. Ecco qua. Complimenti alla direttore. No, non è la direttore. Io sono il caporedattore. Il caporedattore, salutiamo il direttore. Il direttore Emanuele Termini, il mio compagno. Ah, tutto in famiglia. È un caso, è un caso. No, però salutiamo anche l'editore che è Francesco Fontana, che ci sta seguendo. Salutiamoli tutti, grazie naturalmente e complimenti per quello che fate perché lo fate con grande professionalità. Grazie mille, grazie. Prego, si accomodi, venga, si avvicini. Lei è interrogata? Parrinello è interrogata perché dobbiamo anche che fa? No, non c'è problema, adesso l'accompagnerà un musicista molto importante, credo già sia dietro le quinte, lo vuole presentare lei? Allora, intanto il maestro Nino Nobile, mandolinista e chitarrista, guardo di là. Sì. Meno male, perché guarda. E io sono qui in veste, diciamo, di accompagnatrice invece di Nino, perché non è il mio solito cantare, io lo faccio solo per continuare la tradizione di mamma e quindi mi presto a cantare. Però... una sedia. Tu hai detto la tradizione di mamma, io aggiungerei grande famiglia con Giovanni, che noi vogliamo bene, Giovanni Parrinello, e poi... Papà. Vito Parrinello. Io applaudo perché sono figli di Vito quelli, quindi... Grande Vito, grande persona e viva il Ditirammo. Allora, dov'è Nobile? Nobile, ci sei? Jingle? Ecco, è entrato senza jingle, benvenuto. Lo facciamo noi. Allora, chi si accomoda? Allora, ce n'erano due. Eccolo, grazie Emanuele, un applauso ai tecnici che lavorano sempre, ecco qua, si accomodi. Allora, ti lascio il palco, creiamo l'atmosfera, questo è un momento molto... mi piace che hai deciso di cantare. Vabbè, però chiedo scusa a tutti. A chi? Ma no, signori e signori... Il folk è così, il folk è popolare, non puoi avere tanta tecnica e poi se hai mangiato 2 toast prima di cantare, la voce è ancora più rauca. Ecco qua, Nobile, ma soprattutto Elisa Parrinello. Questi applausi mi illudono. Allora, intanto faccio un accenno a una canzone di nonna Irene, che era la mamma di mio papà, e che apre il nostro spettacolo, che l'anno scorso in estate ha debuttato, l'ultima volta che siamo stati in scena, che era l'Albero del Canto, dedicato a tutti i canti di nonna e della mia famiglia. Lo dico in 2 secondi perché giusto anche l'Albero del Canto siamo insieme ad Alessandra Ponente, a mia figlia Noa, e a Roberto Gervasi e al maestro Nino. Elisa ovviamente. Vabbè, io perché insomma...
e raccontiamo un po' quello che succedeva a me e a mio fratello, specialmente a me perché mio fratello ancora non era nato, la domenica a pranzo, quando eravamo tutti parenti, e così io ho imparato l'arte popolare e la musica popolare. Pigliavano mandolini e violini dopo aver mangiato una pala di caiduna, perché si chiamavano così, i cartuna, in pastella della nonna. Guardo di là, ma siete stupendi. E cantavano, e mia nonna cantava e si sciarriava spesso con la sorella, la zia la zia Margherita o la zia Cristina, per chi doveva cantare questa canzone. L'accenniamo. Vediamo se mi arrivo. Arrivo. Quando a che anni sta scaligia, tu sta cura non ti sdirrubare, si picciriccia e non ti può amare, ti lo giuro in verità. Tali uricca, pippineggia, rume cori, non mi fai impazzia. Tali uricca, pippineggia, rume cori, non mi fai impazzia. Quando l'uniri lumari s'assicuta non c'aridi sono comunito capigi sono ricci così tali uricca pippineggia rume cori non mi fare impazzia. Tali uricca pippineggia rume cori non mi fare impazzia. Io di solito mi batto il tempo col piede, ma ho sempre i piedi nudi. Stavolta sento scruscio e utacco. Questa la conosceva anche Davide Morici. Allora, siccome spesso mi fanno cantare Santa Rosalia e invece aspettiamo che è tra poco, il trionfo lo faccio fra un mesetto e mezzo, e quest'anno lo canto ancora più forte perché suo miracolo sta per arrivare, lo so che sta per arrivare, però noi dobbiamo dedicare una canzone, anzi voglio che la canti tu Nino, perché questa pandemia ha colpito moltissimo i giovani e voi sapete che io dedico da tutta la mia vita ai bambini, ai ragazzi e ai giovani. Li abbiamo visti chiusi in casa, in DAD continua. Non si innamorano più, non si sono più riusciti a vedere, hanno paura del contatto. E allora cosa possiamo fare noi che siamo popolari? Un po' farli sognare e gli cantiamo una serenata, come si faceva un tempo. Il maestro Nino Nobile. Sotto la mia finestra c'è un giardino, ci sono l'aranci con i rami d'oro e in talo mienzo c'è fatto lo nido, sono la citruzzi a primo volo. O pedda scinni e pigliati uno e mettiti lontana sa gargia d'oro, la gargia si ti vuoi donna d'amori, la certo sogno io cacciaio a stare. Pedda questi capelli incannolati, come davanti all'occhi li tiniti, vi meritati da villi incastati, mienzo diamante calamiti, voi in cielo senza scala giacchianati, parrati colisante e poi scinniti, quali grazie a Dio ci ha domannati, ti la concedi che bella ci siti, la rosa rossa e la pompusa rasta,
mia tu è chi dromo cava costa, lamenti d'un pittoria non ci basta, per fare un'altra donna come vostra, garofano sbucciato e dolce amori, ma andiamo a dire come taglio amari, chi manno un masonetto con lo sole, che io di dia non mi posso più scordare. Bella questi capelli incannulati, come davanti all'occhi li teniti, vi meritati da villi incastati, mienzo diamante calamiti, voi in cielo senza scala già chianati, parrati culisanti poscinniti, quali grazie a Dio già domannati, te la concedi che bella ci siete, ci siete. Viva la musica siciliana! Bellissima, bellissima. Grazie per questo momento musicale. Ci fermiamo un attimo perché Io compro siciliano è tanta roba. Prego, regia. Con Sicily On Air, noi vi portiamo in estate, adesso in piena estate, perché ci stiamo per collegare con un'altra amica perché è capitato di fare anche gli spettacoli insieme. Motivetto? Cecilia Gale! Allora, Cecilia! Ciao! Come stai? Ciao. Come stai? Bene, sto bene, grazie a Dio sto bene. Tutto ecco, bene. Poco fa parlavamo di te, ma soprattutto ci citavamo perché ti ha citato, me lo inquadrate, Salvo La Rosa, ti ha citato prima. Ciao insomma. tesoro! Ciao Salvo, come stai? Mi manchi tanto! Eccomi, anche tu! Manchi. Perché questi signori e queste signore meravigliose non sanno che tu mi hai insegnato a ballare il pam-pam. E io sono diventato per un certo periodo campione del mondo di pam-pam per dilettanti, cioè così per apprendisti. No, però di più Salvo, perché molti non sanno che per la prima volta che ho cantato il pam-pam è stato nel tuo programma. Allora, diciamo sei un vero portafortuna. Esatto, diciamo che le Iene portano bene, ma Salvo La Rosa manco scherza, nel senso che lei veniva a presentare, anche i Los Logos presentavano tutti i balli nuovi, tutti i pezzi nuovi ad insieme, e devo dire poi le cose funzionavano. Sì. Allora, e quando non ci credeva nessuno, ci credevi tu. Guarda Cecilia, stasera, visto che tu stasera parli anche della tua nuova canzone, l'amuleto La Rosa magari funziona con una canzoncina nuova, c'è anche il video pronto per cominciare a ballare. Regia, è vero? È uscita la tua nuova canzone, possiamo vedere anche il videoclip? Eccola qua, è uscita la tua nuova canzone che si chiama... Ritmo dell'amore. Ritmo dell'amore. Come fa? Come a te piace cantare? Se te lo posso chiedere, a te ti piace? Quindi canticchiala, canticchiala. Canticchiala. E allora 1, 2, 3, spara
atrás, moviendo la cintura, ponle tu sensualidad. Repite 1, 2, 3, para adelante, para La atrás. cintura, no? Así se baila el ritmo del amor. Così si baila il ritmo dell'amore. No, sai cos'è che siccome si parla del ritmo dell'amore io mi scateno, Sì, no? sì, Poi certo. quando si parla della cintura o certo. della colita, no? Io, Hai capito? Meno male che non mi hanno inquadrato grazie alla regia. La regia ti sei risparmiata, No, cioè io non mi avevamo sono telecamere messo accese era sulla l'uso rosa. e consumo di Elisa. Ragazzi, qua no, perché Federica ragazzi, Di Maria. se Quarto Grado guarda le immagini la rosa che balla il ritmo dell'amorro, ci fanno una puntata, eh? Là Io sono sono disponibile. Carmelo è pronto a criticarti magari anche quando balli, insomma. Vabbè, insomma, ma E allora? Cecilia è irresistibile. È vero, sei irresistibile. Dove sei in questo momento, Cecilia? Dove ti trovi? Nel salone di casa mia. Esatto. Meno male. Dico. Dove vuoi che vada con questa pandemia? Salvo, sono contenta! Magari Guarda che io fino a ieri non lo sapevo che ci fosse il collegamento, perché l'altra sera ho chiamato e dico, mi dici chi sono gli ospiti, mi preparo, comincio a non ti ho mandato... Non mi aveva detto di Cecilia, poi ho visto ieri la promozione che c'era sulle pagine di Io Compro Siciliano. Beh, ci dobbiamo vedere presto. Presto, ricordati che ho bisogno di te. Ho capito, però allora ci sarà Daniela che è la moglie di La Rosa che dice scusa. No, ma il suo bisogno è un bisogno da amica. Il suo Salvo, la prego, No, siamo... perché Daniela ci conosciamo. Lo so, e di chi mi scando io. Come mio fratello maggiore. È peggio, quando vi conoscete è peggio. Allora, quindi intanto ti facciamo i complimenti perché poi comunque prima del Covid ballavamo tutti il pump nel tipi tere, eravamo tutti. Adesso speriamo che con questa canzone ritorniamo a ballare in spiaggia, Cecilia, perché... No, sarà così. Sarà così? Perché è il ritmo della gioia, è il ritmo del lasciarsi andare, di tirare fuori tutte le cose belle che abbiamo dentro di noi. Niente pensieri, solo sorrisi. Senti, siccome tu sei statuaria, nel senso perché lo sai, io non so se posso fare complimenti alle donne, Monica. Ma certo, perché poi se no mi criticano. Sei tanta. Sei tanta roba, perché tu sei altissima, sei bellissima, tra l'altro sei proprio vestita da prima serata o sei in pigiama in questo momento? Perché No, io sono vestita da prima serata solo da qua in su, quindi non mi posso... ma non ti vedo, ma puoi andare verso il tavolo. No. Questo Vincenzo è il bello delle dirette o Facebook o via web, tutte quelle che io faccio da casa, io sono sempre o con la camicia Ma o anche col la maglione. didattica a distanza, anche la didattica a E distanza, noi sotto vestiti pigiamino, sopra e sotto in pantofole. È vero, esatto. è vero. Senti, quindi non si sa quando ti vedremo qua in Sicilia, verrai a trovarci? Sì, aspetto che Salvo mi dice tutte le serate che mi farà Salvo. Poi mi dice perché no, parlavamo prima con Manfredi perché si avvicinano tutti i cugini, però mi fa piacere questo fatto di essere un po' lo zio, insomma il cugino di tutti mi fa piacere. Spero di vederti presto, Cecilia, perché vuol dire che staremo insieme in qualche bella piazza siciliana. Senti, ci sono pure io, dico, Cecilia, ti posso pure chiamare io. Dico, ora mi informo, dico, ti posso chiamare io. Tu lo sai, mi può chiamare. Ma noi isole comprese. Abbiamo lavorato pure Pantelleria, insieme, Meduse. Cecilia, ora ti stai così spiaccicando sulla rosa. Noi abbiamo pure lavorato insieme, abbiamo fatto degli eventi, vero? Ti ricordi o mi vuoi smentire? Certo, mi ricordo, sì, ma avrebbe preferito però. Avrebbe preferito la rosa, non c'è dubbio, non c'è sempre. Allora, bene, sono contento di averti invitato, Cecilia. No. Cecilia, ti telefono dopo. Ti chiamo dopo. Allora, viva il ritmo dell'amor, caro, viva il ritmo dell'amor, viva Cecilia Gale, che i siciliani comunque amano. Ti puoi dire quello che vuoi. Posso dire una cosa? Che io sono stata hackerata nel mio profilo Instagram, quindi vi chiedo, perché trovarvi con tutti questi nomi strani, di seguirmi su Instagram. Ma non è stato Salvo La Rosa, diciamo, giù. Allora, a te ti hanno hackerato il profilo Instagram, giusto? Sì.
Quindi che dobbiamo fare adesso? Io che devo fare? Organizzo una serata Salvo e recuperiamo. Fai una cosa, Vincenzo, tu organizzi una serata. Tu io la presento, Cecilia canta. E tu presenti con me. No, sì, assolutamente sì. Assolutamente, io mi rivolgo a tutti i management siciliani. Fateci fare una serata, io, Salvo La Rosa e Cecilia Gay. Io con Vincenzo presento volentieri. Dai, assolutamente sì. Viva Cecilia, ciao! Ciao Cecilia! Oh, Massima Lele, stu pam pam. Repitalo! Ma ballerai ancora? Pure, no? Chi? Dai, balla. Io? Certo. Ok, che la sfida si apra. Ritornello. Oh, Massima Lele, stu pam pam. Sto pampa, allora scusami, questa è varietà. Pam pare lo cataniso palermitano, non è così. Ma non sarà un latino perfetto? Non sarà una lingua latina perfetta? Che c'è? No, ma tu invita le donne a farei ballare. un duetto. Facciamo, ma potete ballare tutte se volete. Vabbè, dai. Il programma è andato 12 puntate, 12 puntate credo sono andate, adesso balliamo il pam, l'ultima. Dico, vabbè, comunque non so manco che cosa c'è dopo, quindi immagina come sono spaesato da questo pampan, da queste dichiarazioni di love, di cuori che sono arrivati. Salutiamo Daniele ancora una volta da Catania che ci segue con molta... ma a proposito, l'Etna che fa? L'Etna è in attività, si ferma, riprende. Ci sono i cosiddetti parossismi, ma parossismi? Eruzione, parossismi sono... È iniziato un parossismo... ne ha fatti credo 22 di parossismi. Però noi diciamo sempre, quando l'Etna è in attività e rimane così, è anche meglio, perché vuol dire che sfoga la propria energia e quindi insomma manda tutta la lava nella Valle del Bove e non fa danno. L'Etna sappiamo cosa fa, come sfoghi la tua energia? È rutto come lei. Esatto, vedi che è rosso. No, io, cioè, sostanzialmente io l'energia 1 anno e mezzo fa, quando si facevano i spettacoli, la sfogavo sul palco, no? Ma ritornerai. Ora in cucina. Cervo a primavera. Ora in cucina, camera da letto. No, cucina, camera da letto, sì, no, effettivamente... È compromettente la camera. Sì, io perdevo circa 1 chilo, perché chi mi conosce sa che sul palco... Tra l'altro lo possiamo dire ufficialmente, me l'hai detto prima? Che cosa? Quella cosa lì? No, vabbè, ma quella... Non si può dire? Mica è uno spettacolo. Vabbè, però è siccome è una notizia, la posso dare? Ma che ne fa fottiti? Signori e signori, per tutte le fan di Manfredi Di Liberto, rassegnatevi perché il prossimo anno a giugno si sposa. Grazie. Vabbè, sì, ma prima a dicembre faccio il compleanno. Tanti auguri. Tanti auguri a dicembre, però. A dicembre torniamo sicuramente insieme, live dal teatro ABC. Sto scherzando. Di Catania. Mi piacerebbe molto. E allora dobbiamo tagliare, sì, perché allora no, abbiamo veramente Maria Corso. Venga. Tra la raccuglia, stavo prendendo la raccuglia che ormai sono. Juve! Storia di un grande amore. Non ti piace la mia No, mi piace molto, la tua miss stasera è fantastica. Bene. Cosa fai dopo? No, dopo nel senso torni a casa. Sì, certo. Torni a casa. Tua moglie. Mia moglie si chiama Fiammetta. Esatto. E cintura nera. Salutiamo Fiammetta. E cintura nera di Jiu-Jitsu. Esatto. Ma io sono quando ha saputo che io lavoravo in discoteca ha subito fatto un corso di karate. Ha detto bene, sì, Vincenzo, bene. puoi andare a lavorare in discoteca. Poi però. Allora, stasera ci sono dei maestri che ti accompagnano. Lei è tamponata, maestri. dico. Sì, Lei, assolutamente. Tamponata, io sono tamponato. Assolutamente. Tra l'altro sono anche vaccinata. Ah sì? Sì. Siamo tutti tamponati. 2 maestri, perché se la ridono? Una volta diceva, scusi Maria, una volta diceva io sono single, io sono sposato, io sono vaccinato. Io sono tamponato. Attrice, io sono attore, ora sono tamponato. Sono tamponato, ci sono... Li chiamiamo sul palco? Ecco, Gerardo Vitale... No, chiamali tu. Gerardo Vitale e Antonio Furceri. Jingle! Allora, visto che esce l'album, sì. il 25 esce...
Lei va via? Ha dato... Ah, ma lui è più bravo di te, eh? È molto più bravo di te. Guardati le spalle perché potrebbe fare la nuova edizione. Purceri è bravissima. Arrivederla. 25 si chiamerà album così. 25 che esce quando? Fine giugno. Racchiude i miei 25 anni di carriera dal 95 al 2020. Benissimo. Tra gli 8 brani c'è anche Sonno di Lanotti, che è il grande Salvo La Rosa al 10° festival della... Cioè, vedi, il giravoto è Pirria, c'è sempre il Salvo La Rosa Antomenzo. Sonno di Lanotti, un brano che ho scritto insieme a Ruggero Mascellino, che sarà presente nel disco, e ho presentato al Festival della Nuova Canzone Siciliana condotta da Salvo La Rosa nel 2009. Stranamente. Era il giovedì che conduceva. Martedì e mercoledì era di giovedì e giovedì per non farci mancare con gli elementi e tutto quasi. Allora va bene, allora siamo pronti per sentire la canzone. Sonno della notte, signore e signori, applauso per Maria Corso. Stasera sento in petto un gran tormento, perché lo cuore mio non è contento di sentire l'amore tra le mani e vedere a te a così lontano. Se chiudo gli occhi vedo sempre a te, che notte giorno sia me malia, t'ammucci in nome cuore sfortunato, che resta sempre di te innamorato. Di la notte mi rubasti, a dormire con te, te lo portasti, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia. La vita è dolorosa, amore mio, sapessi quante lacrime verso io, non posso rassegnare il mio cuore che non senti ragione e a te aboli. Se chiudo gli occhi vedo sempre a te, che notte giorno sia me malia, t'ammucci in nome cuore sfortunato, che resta sempre di te innamorato. Lo sonno della notte mi rubasti, a dormire con te, te lo portasti, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia. Lo sonno della notte mi rubasti, a dormire con te, te lo portasti, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia.
Maria Corso, Gerardo Vitale, Maestro Furceri, grazie mille. 20 secondi di spot e torniamo con dei motivatori collegati dalla Florida e da Barcellona. Piano personalizzato di studi e iscrizione online. Lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone. Un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio. Ed esami online comodamente da casa. Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77. Contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. Siamo tornati, è tornato anche il maestro Biondo che ovviamente ci teniamo stretti anche per le ultime puntate, grazie mille, complimenti. Fate un applauso a Biondo perché insomma non se lo fila mai nessuno. Allora abbiamo bisogno di motivatori, di comunicatori, abbiamo agganciato noi di Compro Siciliano due grandi personaggi, devo dire uno è collegato da Barcellona, siamo in Spagna, Daniele Viganò, il grande Daniele Viganò che saluto, buongiorno. No, buongiorno, ciao Daniele, e Andrea D'Agostino collegato da Tampa in Florida. Siamo international. Ciao ragazzi. Allora, grazie naturalmente perché siete due grandi comunicatori, chi si occupa di comunicazione e di motivazioni. Noi vi abbiamo conosciuto, Io Compro Siciliano vi ha conosciuto e non vi vuole mollare, cioè vuole questa grande sinergia, siciliani, Siete ormai siciliani d'adozione, Daniele, Andrea. Ciao, come andiamo? Grazie per l'invito. Stiamo bene soprattutto per parlare anche del vostro progetto perché è un progetto molto importante che è Anda Live Show, questo progetto che vi vede coinvolti, è una trasmissione online che va in onda i sabati pomeriggio. E allora Daniele, cominci tu? Vai Dani. Ma intanto partirei con un'esclamazione che è familiare a me Andrea, che è wow! E voi lo meritate perché questo è un vero e proprio show, me l'avevate detto, confermo, intanto faccio i complimenti a chi ha cantato prima, quindi complimenti a te. A Maria Corso. E insomma noi cerchiamo ogni sabato, a parte abbiamo finito da circa una settimana, ma cerchiamo ogni sabato di dare idee, di portare persone che possano ispirare e penso che oggi più che mai ci sia bisogno nella nostra Italia di grande ispirazione. La regione siciliana è terra di grandi ispiratori e voi con questa trasmissione divertite, motivate e ispirate sicuramente. Grazie, detto da te, io ho visto dei tuoi live, degli incontri in cui hanno partecipato migliaia di persone, soprattutto in tempi in cui lo si può fare, quindi ti faccio i complimenti perché io avrei bisogno di una persona come te accanto, sai, soprattutto quando si esce da questo periodo e bisogna trovare le motivazioni giuste. Andrea, come si fa a uscire da questo periodo e ritornare a essere i numeri uno? Ma guarda, il punto è... Abbiamo mai smesso di essere i numeri uno? Perché la verità è che uno in realtà non ha mai smesso. A me piace dire, dunque, poi innanzitutto la trasmissione Anda significa muoviti. È venuta fuori da un'idea di Daniele, che diceva, ok, dobbiamo trovare un nome per questo progetto che sia un nome di impatto. Allora Daniele ha detto Anda, che significa muoviti in spagnolo. E lo scopo del progetto è stato sempre quello di non rimanere fermi. L'idea era quella, cerchiamo di non essere nella posizione in cui dobbiamo ripartire. Cerchiamo di non smettere mai di muoverci. E devo dire che con Daniele si è creata questa sintonia davvero unica. Ci siamo incontrati aprile 2018, se non vado errato, Dani. Era 2018, aprile 2018. E si è creata questa unione. Adesso abbiamo business insieme, facciamo progetti insieme e ci siamo dati questa missione di aiutare il più possibile l'Italia attraverso ispirazione, soluzioni e strategie a non dover ripartire, ma non fermarsi mai, che se vuoi un po'... Sentite ragazzi, vi do dei ragazzi, me lo consentite? Dico, siete... Dai, Daniele. Ma non lo sono più.
Senti, Daniele e poi Andrea, noi abbiamo deciso, anzi chi ha inventato questa startup Io Compro Siciliano, di mettere un nome forte, insomma, Io Compro Siciliano. Secondo te è un'idea che fino adesso bene o male insomma ci ha dato delle grosse soddisfazioni? Come la giudicate questa idea imprenditoriale, Io Compro Siciliano? Andre. Oh, vado io? Ok, good. Mi è piaciuta immediatamente perché è veramente molto semplice il concetto, è io compro siciliano. Mia madre è di Sant'Agata di Militello, quella vicina a Messina. E quindi in realtà l'idea di io compro siciliano, il posto in cui puoi trovare i prodotti, in cui puoi trovare artigiani, puoi trovare diverse tipologie di prodotti, è un'idea che dal punto di vista marketing funziona molto bene. Sicuramente ti consente di essere velocemente percepito. Noi tra le nostre attività abbiamo un'agenzia di marketing con cui sviluppiamo brand importanti in tutto il mondo, anche nel mondo dello spettacolo. Abbiamo una società di produzione e la scelta del nome e la scelta del nome, del branding è sempre una chiave di volta per il successo. Io Compro Siciliano è un nome che rappresenta anche quello che il brand fa e per questa ragione diventa molto di impatto. Sicuramente otterrete un risultato importante. Grazie Andrea. Daniele? Ma gli americani dicono di essere keep it simple, no? Tieni le cose semplici. E voi l'avete adottato alla grande. Io Compro Siciliano, mi sembra che dia già un'indicazione di cosa dovresti fare in un mondo che è sempre un po' confuso e magari si capiscono poco i messaggi. Io Compro Siciliano certamente è un brand e in più da simpatia. Io posso dirvi, quando ho pubblicato il mio libro 7 giorni per volare, che ormai 18 mesi fa, non pensavo manco di vendere 50 copie solo agli amici. Poi alla fine ti accorgi che gli amici sono proprio quelli che non te lo comprano perché pensano che glielo regali, invece me l'ha pubblicato Mondadori, insomma Sperling del gruppo Mondadori. Il mio primo, per dirvi quanto io sono legato alla vostra regione e quanto mi fido della vostra regione, quando in Mondadori gli dissi ho intenzione di fare un tour, dicono ah sì, e dove? Dico 16 tappe, dice e da dove parti? Da Palermo, alla Sicilia. E dice alla Sicilia, ma viene qualcuno, mi ha detto. Poi la storia dice che sono venute più di 250 persone e mi ricordo ancora il maître del famoso Hotel Palace, che poverini negli ultimi 14 mesi hanno sofferto tantissimo. Mi ricordo che a fianco alla reception disse a quella reception QE, come per dire ma che cazzo è questo qua? Che 250 persone. Però insomma ce l'hai fatta, noi speriamo e io spero di conoscervi presto, magari in qualche tappa qua in Sicilia e di unire queste sinergie con le grandi professionalità che siete. Io Compro Siciliano è per questo che vi ringrazio di questa presenza e di queste parole importanti. Daniele Viganò in collegamento da Barcellona, Andrea D'Agostini dalla Florida, grazie e un abbraccio dalla Sicilia con tutto cuore, come dice il nostro Salvo. Bene, grazie. E a proposito proprio l'ultimo, io guardatelo perché è bellissimo, proprio sono 10 secondi di concentrato perché stiamo per finire, ma prima www, vai. Noi naturalmente, io sono qua, vado centrale, è stata una puntata come sempre ricca, mi sono divertito, torneremo poi giovedì prossimo in diretta, ma da venerdì, sabato, domenica, lunedì ci sono le repliche, le messe in onda, le prime messe in onda nelle televisioni che ci collaborano. Amico, stammi sempre vicino, grazie alla produzione, il mob, è stata con noi Federica Raccuglia, grazie, Maria Corso, Elisa